Purtroppo ci ritroviamo a commentare l'ennesimo schianto sulla statale 100, uno spaventoso scontro ieri tra un tir e un'auto. Al loro interno c'era una famiglia, un uomo ora ricoverato in gravi condizioni, la moglie e il figlio di 12 anni. Purtroppo per la donna e per il bambino non c'è stato nulla da fare, ferito anche il conducente del tir. Ci ritroviamo a raccontare appunto ancora una volta di un incidente mortale sulla statale 100. Sono stati tanti negli ultimi mesi, veramente tantissimi, e ovviamente ogni volta che accade un fatto tragico del genere si ricorda quanto sia importante l'utilizzo insomma di barriere, guardrail, di tutto quello che è necessario. E noi stamattina ne vogliamo parlare con Vanni Caragnano, che è il presidente del Comitato Strade Sicure di Mottola. Lui lo avevamo ascoltato già qualche settimana fa. C'era stata poi una riunione, l'ennesima, per stabilire insomma cosa decidere in merito appunto a tutto quello che va adottato per prevenire questi incidenti. Riunione di politici, associazioni, organizzazioni, ma sembra che tutto si risolva sempre in un nulla di fatto. Ce l'abbiamo, Caragnano, buongiorno. Sì, eccomi, buongiorno. Dunque, l'ho già presentata e spiegavo che ci eravamo sentiti qualche settimana fa e si paventava una riunione, insomma, per cercare di capire come poter agire quantomeno nell'immediato per contenere quella che è diventata veramente una situazione insostenibile. Quanti incidenti finora ci sono stati sulla statale 100 negli ultimi mesi, Caragnano? Guardi, allora si tratta di una vera e propria carneficina ormai, possiamo parlare e definirla in questa maniera. Facendo una media dall'inizio dell'anno abbiamo avuto un morto ogni 12,5 giorni. E a questo punto io credo che la situazione rasenti davvero una strage civile. A questo punto per il momento ci tacciamo, perché è giusto rispettare i giorni di dolore dei familiari delle vittime, amici, parenti, tutti. Ma oggi tra l'altro ricordo che il sindaco di Palaggiano, La Signa, ha indetto il lutto cittadino perché le vittime erano originarie di Palaggiano. Prego. Sì. Ma al di là, diciamo, della località, io quello che dico sempre, con una frequenza di attraversamento di quella strada di quasi 16.000 veicoli al giorno, non ci si rende davvero conto che è l'incolumità di tutti ad essere in pericolo. E ripeto, proprio in virtù dei dati drammatici che forse non hanno mai avuto questo punto apicale negli ultimi 30 anni su quella strada lì, già per la prossima settimana sto agendo di strategia sui tavoli competenti, perché questa volta sarò costretto a fare azioni di forza. Noi l'esposto in procura l'abbiamo già fatto, ma è stato uno esposto ovviamente contro ignoti. Ma se varrà la pena di aprire i dialoghi e interlocuzioni con le pubbliche autorità al fine di fare luce su questa gravissima carenza infrastrutturale, perché lì davvero, cioè, non si può più concepire di attraversare una strada serenamente finendo schiacciati da un tir. Senta, nell'ultima riunione che era stata fatta, dicevo che ci eravamo sentiti qualche settimana fa a seguito dell'ennesimo incidente mortale e insomma si paventavano delle novità anche legate appunto a questa riunione. Poi com'è finita? Allora, ANAS si sta già muovendo in realtà per adottare tutti quei provvedimenti che possano essere utili e soprattutto possono essere adottati in base a come è conformata adesso la strada. Ovviamente ANAS può intervenire rifacendo l'asfalto, magari rendendolo drenante, mettendo dei sistemi di sicurezza di alert come le bande rumorose, restringendo le carreggiate nei punti più pericolosi. Perché ovviamente tutto questo? Perché ANAS non può automaticamente piazzare un guardrail al centro della carreggiata, andrebbe a creare più rischi per l'assicurazione di quanto non ci fosse. Capisce quel discorso? Sì. Quindi il nostro intervento qual è? È quello di far capire al legislatore che sta paurosamente ritardando i finanziamenti per allargare quella strada, rendendola a 4 corsie a norma più sicura, sollecitandoli a questo punto
con più che documenti, certificati di morte. Io alle prossime riunioni non porto più documenti sull'incidentalità statistica, io alla prossima riunione porto i certificati di morte. Faccio in questa maniera. Quando mi presenterò in regione piuttosto che al ministero la prossima volta, e lo faccio, perché o mi accolgono, o accolgono le nostre istanze, che sono le stesse da 8 anni, io non posso vedermi definanziato il tratto che andava proprio in ragione, perché lì deve insistere una rotatoria che è già prevista in un intervento che con l'ultima riunione del CIPES è stato definanziato. Cioè 84 milioni più 20, puff, spariti nel nulla. Quindi il nodo è questo, il nodo è che non ci sono i soldi, c'erano sulla carta ma sono spariti. Allora, io sono già in contatto con il governo affinché si possano intercettare degli FSC, in maniera tale da andare a fare un intervento economico tampone a quello che è mancato. Ma il dente avvelenato sulla faccenda di non aver avuto quei finanziamenti su un intervento che praticamente sta aspettando solamente il decreto via, io ce l'ho. E non intendo assolutamente mollare proprio in questo momento. Cioè io mi riferirò alle autorità competenti a questo punto. Perché se tu ingegnere, se tu strutturista del Ministero dei Trasporti non arrivi a capire che un intervento del genere è necessario per l'incolumità della gente, per la nostra per un tratto di strada che appartiene al mondo intero, corridoio mediterraneo scandinavo stiamo parlando, un tratto di strada che attraversa il nostro paese e mezza Europa, va bene? Non stiamo parlando di una provinciale che, con tutto il rispetto, hanno anche le loro lacune, le nostre provinciali. Questo è il discorso, capisci? Grazie per essere stato con noi. Però io sono arrivato a un punto, va bene, questa enfasi, stiamo parlando di vite umane. 12 anni aveva quel bambino.